Casarza Ligure continua a celebrare la figura di Umberto Fracchia, scrittore del Novecento che si affezionò a Bargone per via dei lunghi periodi trascorsi nella casa dei nonni materni. I temi che caratterizzano la quinta edizione del Premio e Festival Letterario Umberto Fracchia dal 24 al 29 giugno sono cultura al centro e cultura luogo comune, richiami dei valori espressi da Fiera Letteraria, rivista di cultura letteraria, scientifica e artistica fondata 100 anni fa dallo stesso Fracchia, un modo per ricordare uno spazio culturale in cui interagirono personalità affermate e in ascesa. Sulla rivista di Fiera Letteraria scrivevano da letterati del tempo importanti come Pirandello, come Sibilla Leramo e tante altre personalità di quel tempo, anche i giovani, che poi sarebbero diventati persone importanti. Basti pensare che Giuseppe Ungaretti, molti anni dopo, sarà uno dei redattori del comitato scientifico di Fiera Letteraria. La partecipazione al concorso letterario, diviso in varie sezioni, tra cui una dedicata ai cortometraggi, è stata numerosa, con 160 candidati. Nelle sezioni dedicate alle scuole è risultata significativa la partecipazione di istituti da ogni angolo d'Italia. Dei licei della zona, non solo comunque della Liguria, ma anche della Toscana, anche un liceo di Palermo, anche dei licei che sono arrivati dalla Sicilia. Il 29 giugno alle 18 nel giardino di Casa Fracchia si terranno le premiazioni del concorso. Prima della fine del festival però c'è un ricco calendario di eventi e ospiti che animeranno Casarza Ligure e Bargone. E Andrew Shogrir, che è il premio Pulitzer per l'ES, poi ricordo Paolo Ruffini, ricordo Rosa Matteucci, Matteo Saudino, Francesca Crescentini, Giancarlo De Cataldo, Alessia Gazzola, Sandra Bonzi, Alessandra Selmi, Valeria Locati, Marta Perego ed Enrico Galliano. Quest'anno verrà posto il focus su materie universitarie come la filosofia, in onore di due professori. Non è soltanto Umberto Fracchia un'eccellenza del comune di Casarza Ligure, ma lo sono stati anche i professori Obertello, padre e figlio, che l'uno che era un anglicista, l'altro che era, diciamo, proprio di scuola filosofica, che hanno veramente dato lustro a Casarza Ligure.